Ed eccoci qui allo Stadio Russo di Via Grande, pronti per questa seconda partita qua. Adesso si giocherà la partita fra Veneto e Liguria Under 17. Alle 9:30 c'era stata quella fra Veneto ed Emilia Romagna, finita sul 2-1 per i romagnoli, dopo una partita prima comandata e guidata dai veneti, poi arriva la rimonta dei romagnoli e finisce così sul 2-1 dopo 70 minuti di gioco, ovviamente più recupero. Qui a parlarvi è Riccardo Saeli, che vi accompagnerà per tutta la partita. E allora andiamo a vedere subito le formazioni. Con le magliettine scure abbiamo con la 1 Corrà Elia, la 2 Battagliotto Pietro, 3 Casanova Kevin, 4 Cavalletto Ettore, 5 Cherubin Jacopo, 6 Darolda Alessandro, 7 Drigo Alessandro, 8 Fanocchi Giovanni, 9 Gianeselli Simone, 10 Cordioli Nicolò, 11 Mognetti Riccardo, 12 Guolla Diego, 13 Mustafa Samuel, 14 Nardo Andrea, 15 Oliver Alessandro, 16 Panizzon Luigi, 17 Romanin Mattia, 18 Rubinetto Tommaso, 19 Tessariol Andrea e 20 Visentin Giovanni. Invece per la Liguria abbiamo 1 Donegà Emanuele, 2 Cannella Gabriele, 3 Cappellari Tommaso, 4 Celella Thomas, 5 De Marco Jacopo, 6 Di Lucia Emanuele, 7 Giordumi Daniel, 8 Laperier Nicola, 9 Malagrida Joshua, 10 Massa Matteo, 11 Nardini Romeo, 12 Zampiga Luca, 13 Diaie Felù, 14 Nervino Nicolò, 15 Ottonello Nicolò, 16 Punzo Lorenzo, 17 Rossi Lorenzo, 18 Sangaré De Ciba, 19 Temani Riccardo e 20 Zenati Hakim. Ecco che si schierano in campo e aspettiamo solo il fischio d'inizio per questo quarto di finale del torneo delle regioni Under 17. Ecco che arriva il fischio d'inizio e il primo possesso è dei veneti, con le magliettine rosse che attaccheranno da destra verso sinistra, mentre i liguri saranno con le magliettine bianche che attaccheranno da sinistra verso destra. Attenzione, perché c'è subito il possesso prima del Veneto, poi gli viene rubata palla e va al tiro l'attaccante ligure, però il pallone va oltre lo specchio della porta e quindi sarà rimessa dal fondo per i veneti. Tiro effettuato da De Marco, che però non ha impensierito troppo il numero 1 veneto, ovvero Corrà. Nel frattempo il lancio lungo per Casanova, attaccante veneto che stava provando ad avanzare. Bravo qui a intercettare il tutto Rossi. Si avanza, attenzione, con un po' di scambi del pallone. Si arriva fino ad arrivare alla difesa ligure, dove Zampiga dà tranquillità prendendo tra i piedi il pallone. E poi si va proprio da Rossi. Vediamo che mantiene il possesso, poi viene attaccato da Casanova e si continua il lancio lungo sull'out di sinistra. Poi ancora possesso ligure che arriva fino a De Marco. Scusate, ho sbagliato, era Ottonello. Ora ha preso il pallone De Marco, ma poi lo perde col possesso ligure, con un pallone lungo per Casanova che viene intercettato da Rossi, che concede il fallo laterale ai veneti. Ora pronti questo match. Scorsa partita, appunto, l'abbiamo detto, i veneti erano andati in vantaggio, ma poi si sono fatti rimontare dalla squadra dell'Emilia Romagna. Adesso vediamo che c'è una rimessa dal fondo che viene battuta corta su Rossi, poi avanza col pallone fra i piedi, guarda lungo verso Nervino, che però non controlla bene. Attenzione, perché c'è un errore del portiere e subito arriva l'1-0 dei liguri, siglato De Marco
il numero 5 che aveva tentato il tiro alla prima azione e poi purtroppo con un errore di Corrà si ha l'1-0 dopo pochi minuti dall'inizio del fischio dell'arbitro. Ed eccoli subito che si mette in salita per i veneti, invece in discesa per i liguri. Vediamo se però finirà veramente così. Prima ce l'hanno fatto vedere che ancora tutto è possibile, tanto il tempo ancora c'è ed ecco che riparte la partita. 1-0 per i liguri. Adesso vediamo come se la giocheranno entrambe le squadre in questa situazione. Con il giro palla arretrato dei veneti. Arriva Bottaiotto, gira per il compagno, poi si arriva fino a Magnetti. Ancora un po' di giro palla veneto, la finta per Darold che però viene anticipato dal numero 15 Ottonello, che si guadagna il fallo laterale. Quindi vediamo che batte un po' lungo dove c'è Nervino, poi la scarica su Massa, però finisce a terra. Sarà appunto un fallo per i liguri che si giocano andando dietro da Rossi. Un po' di possesso palla, poi il lancio lungo proprio per Nervino, no scusate era Temani, adesso si è cambiato con Nervino che invece era andato al centro. Adesso il fallo laterale, battuto corto, poi si va De Matteo, il numero 7 ha provato a metterla in mezzo Giordumi ma non è riuscito bene, quindi si riparte con la palla tra le mani del portiere. Decide di battere corto su Nardo, poi si va dalle parti di Gianeselli, scambia col compagno, attenzione, ancora Nardo, cambia per il capitano Bottaiotto che lancia lungo dove si trovava Casanova ma non arriva. Poi ancora un po' di gioco aereo, un po' di scontri, attenzione, viene fischiato l'intervento anche dei medici, attenzione, giocatore della Liguria è rimasto a terra e subito l'arbitro ha chiesto un controllo. Si tratta di Temani. Ora vediamo, speriamo che non sia nulla di grave. Un po' di incertezze, un po' probabilmente anche di paura perché il giocatore sta rimanendo a terra. Ora per fortuna si è rialzato, doveva solo riprendersi. Vediamo la decisione dell'arbitro. Ecco che si rialza, ecco per fortuna. Lo fanno uscire per sicurezza un attimo per vedere se riesce ancora a giocare oppure no. Allora si aspetta il fischio dell'arbitro, ecco che arriva, si parte con la punizione della Liguria che batte su Di Lucia. Ancora va dietro, pressato da Casanova, il pallone in mezzo per Nervino, Nervino che prova a superare Bottaiotto, ma qui Corrà interviene e blocca qualsiasi possibilità. Adesso riparte il Veneto con Fanocchi, prova a mandare il numero 9 ma non ci arriva. Il possesso adesso è della Liguria, bravo qui il numero 14 Nardo a togliere il pallone e concedere il fallo laterale.
quindi possesso della Liguria. Va ancora De Marco, poi adesso invece il fallo laterale va per il Veneto, dove c'è Gianeselli che batte corto, un po' di giro palla, mantiene il possesso Fanocchi, poi prova a dare il pallone a Gianeselli, ma guadagna il fallo laterale e quindi si ripartirà proprio dal numero 9. Vediamo che la palla è sempre per Casanova. Adesso però ci sarà il fallo laterale per la Liguria, che viene battuto su Massa. Poi il pallone lungo, anticipato da Nardo. Continua Corrà a mantenere il pallone vicino ai suoi piedi. Forse vuole provare un lancio lungo, lo prova verso Casanova. Viene anticipato da Massa. Poi un po' di gioco aereo. Si arriva fino a Casanova, viene servito il numero 11. Mognetti che avanza e davanti la porta da solo. Mognetti ha provato il tiro. Qui davvero bravo Ottonello, che ha sporcato il tiro di Mognetti e ha fatto prendere, diciamo, un tiro facile a Zampiga, che però poteva essere molto pericoloso senza il suo intervento. Vediamo che riparte la Liguria dal basso con Rossi. Un po' di possesso palla, avanza la Liguria. Ha provato a servire il suo compagno Rossi, ma qui bravo Casanova che ha interrotto tutto. E poi si riparte ancora con un possesso dal basso, con ancora Rossi lì che mantiene il possesso del gioco. Prova a servire il numero 7 Ghiordumi, recupera il Veneto, poi gioca un po' Olivier, però non si capisce col compagno, quindi fallo laterale per la Liguria. Si arriva ancora un po' di gioco aereo, non ci arriva Di Lucia, che aveva provato a mantenere il possesso del pallone. Quindi ancora una volta Gianeselli a battere il fallo laterale verso il numero 8, poi recupera il pallone la Liguria e riparte da Zampiga. Qui in quel di Via Grande c'è abbastanza freddo per i giocatori e c'è anche abbastanza vento, quindi dovranno fare i conti con loro. Attenzione, perché il lancio lungo era per Nervino, che però viene anticipato da Bottaiotto. Poi viene fischiato anche il fallo per il capitano Veneto. Vengono chiamati anche i medici. Pardon, è Battagliotto, non Bottaiotto. Errore mio. Vediamo che però, speriamo si rialzi, che non sia nulla di grave, che possa continuare a giocare con i suoi compagni. Vediamo quali saranno le condizioni del capitano Veneto. Noi vi ricordiamo che oltre a questa partita, qui nel campo russo di Via Grande, alle 2:30 ci sarà la partita fra l'Emilia Romagna e la Sicilia, però sarà valida per il torneo delle regioni femminile. Nel frattempo Battagliotto viene fatto uscire, per fortuna si è rialzato, quindi si spera nulla di grave. E quindi si riparte con la rimessa dal fondo tra i piedi di Corrà. Vediamo che fa alzare i suoi compagni, poi la palla va verso Darold, si contende ancora il pallone, poi serve dietro, si va di nuovo da Nardo, poi un po' di giro palla, fino all'out di sinistra dove c'è Cherubin, che però si guadagna il
fallo laterale pressato da Cappellari. Adesso vediamo che il difensore veneto batte verso avanti, un po' lungo, poi recupera la Liguria e c'è ancora Di Lucia a mantenere il possesso del pallone, che va da De Marco, poi recupera il numero 4 Cavalletto e Corrà, lancia lungo verso Casanova, poi recuperato il pallone ancora alla difesa della Liguria, ancora un po' di gioco aereo. Nervino poteva provare a prendere il pallone, attenzione perché Nervino adesso lo recupera, bravo qui Olivier che toglie tutte le possibilità e le chance di fare gol ai liguri. De Marco prova un dribbling sul numero 15, poi ci pensa il compagno a bloccare De Marco, ad annullare l'azione offensiva dei liguri. Nel frattempo avviene un cambio, infatti dopo aver visto le condizioni del numero 2 Battagliotto, il mister decide di farlo uscire per preservare le sue prestazioni e viene sostituito con Panizzon, il numero 16. Quindi si ritorna a giocare 11 contro 11 dopo prima un'uscita provvisoria, poi l'uscita definitiva di Battagliotto. Allora, ci siamo. Pronti, si ripartirà con la rimessa dal fondo di Corrà che va verso Darold, ma ci arriva prima di Lucia. Vediamo la rimessa veneta che riparte con Olivier e poi Nardo che ha preso la fascia da capitano di Battagliotto. Poi viene servito Gianeselli che però scivola e non riesce a prendere il pallone. Quindi si riparte, fallo laterale, prende il pallone Massa, però dopo un po' di passaggi lo perde. Proprio Nardo serve Casanova che stava cercando un compagno, sembrava esserci arrivato Mognetti. C'è un fallo, attenzione, perché aveva recuperato il pallone Cappellari e poi l'arbitro fischia il fallo a favore dei veneti. Allora aspettiamo solo il fischio dell'arbitro dopo alcune sistemazioni che dà. Si avvicinano al pallone nel frattempo sia Fanocchi che Cherubin. Poi si allontana Cherubin, rimane solo Fanocchi. Zampiga sistema la propria barriera. Nel frattempo si aspettano i giocatori. Nervino è l'unico attaccante ligure che rimane verso la metà campo, ma il Veneto è tranquillo perché ci sono ben 3 difensori. Ecco il fischio, Fanocchi che arriva al tiro. Bravo qui Zampiga che blocca il tiro del numero 8 Veneto. E poi riparte con Rossi. Nel frattempo un po' di tifo del Veneto. Purtroppo si ritrova a dover pareggiare i conti. Che mi ricordiamo siamo sull'1-0. Allora riparte la Liguria con Rossi che avanza. Poi serve Nervino. Prova Nervino a tenere il pallone, riesce a riprenderlo. Cade a terra ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Poi ci pensa Di Lucia a riprendere il pallone e tornare indietro. Ancora vuole ripartire con calma la Liguria con Zampiga. E poi si va dal capitano Temani, scusate. Riparte ancora la Liguria. Un passaggio lungo forse per Nervino, però anticipato da Nardo. Poi si riparte la Liguria con Di Lucia. Ancora lui, centrocampista ligure, che poi serve De Marco. Pressato qui da Fanocchi. Poi ancora uno scambio di possesso. Qui De Marco prova a superare a Darold. Poi ritorna indietro.
dove si arriva fino a Rossi. Rimane a terra nel frattempo il giocatore veneto e qui Rossi fa un bel gesto di fair play buttando il pallone in fallo laterale. Allora, aspettiamo delle novità per le condizioni del giocatore veneto. Aspettiamo ancora un attimo. Ecco che nel frattempo viene fatto uscire, sembra temporaneamente, il numero 3 Casanova. Allora si riprende, nel frattempo che viene medicato il numero 3. Viene fatto rientrare nel frattempo Casanova. Ma in campo c'è possesso ligure, dove c'è un giro palla nella zona difensiva tra Massa, Rossi e Ottonello. Poi si mette una palla lunga al centro dell'area. Nervino ci arriva, attenzione, qui ancora un po' di scambio di gioco aereo. Arriva la palla dal capitano, poi ancora possesso ligure. Attenzione, prova qui Giordumi a mantenere il pallone in campo, poi non ci riesce, quindi fallo laterale per i veneti che ripartono da Nardo. Giro palla fino ad arrivare da Olivier, poi si manda lungo dove c'è Casanova, non riesce a tenere, poi prova ancora un po' di controlli. Bravo qui il difensore Cannella a guadagnarsi appunto il fallo laterale. C'è un cambio, arriva il pallone a Nervino che aveva fatto un po' una finta, perché infatti si pensava che andasse Massa a prendere il pallone, invece lascia il pallone libero proprio per l'attaccante ligure. Attenzione, arriva il possesso ancora ligure con Rossi. Attenzione, perché ci pensa Mognetti a recuperare il pallone. Già ha avuto un'occasione, peccato. Brava qui la difesa ligure che toglie il possesso al Veneto e gli nega il gol. Qui De Marco fa passare il pallone, nel frattempo cade il numero 4 Veneto. De Marco ancora prova il tiro, bloccato da Nardo, e poi Corra va a recuperare il pallone in due tempi. Poi tiene ancora il pallone fra le mani e va a cambiare. Scarica su Nardo che poi fa un lancio lungo verso Casanova che vuole provare a servire ma viene anticipato da Rossi. Attenzione, lì c'è Olivier che fa un retropassaggio, ma lì c'è Nervino che ha provato a superare Nardo. Bravo il difensore a non farsi superare, e poi ci pensa Corra a buttare il pallone. Ancora vediamo il subentrato Panizzon che recupera il pallone e poi serve a Cavalletto. Adesso si ha l'azione del Veneto fermata subito da Cappellari che causa un fallo e poi si riparte con Gianeselli. Attenzione, perché lì gli è stato rubato il pallone, poi lo recupera il compagno, arriva fino a Darold che arretra e va dalle parti proprio di Panizzon. Arriva Nardo, adesso serve, anzi prova a servire Casanova, ma c'è un fallo, quindi il pallone sarà ancora in possesso ligure dopo il fischio dell'arbitro che richiama a sé il pallone e poi lo dà a Nardo. Ecco che si riparte ancora Gianeselli per Fanocchi. Fanocchi combatte con col numero 7, con Giordumi, e poi ci pensa Cannella a spazzare il pallone. Alla fine però sarà rimessa per i liguri perché
Nardo ha provato a mandare avanti il pallone per continuare l'azione veneta. Allora si riparte dal numero 7 che batterà il fallo laterale. Si va avanti dove c'è Di Lucia. Bravo qui Mognetti che butta ancora il pallone e concede un'altra touche. Ancora il numero 7 che serve Di Lucia. Ha provato a superare a Gianeselli ma ha recuperato il pallone. Poi si arriva il tiro da lontanissimo di Ottonello, che non è andato molto distante dallo specchio della porta, ma non era abbastanza pericoloso per impensierire a Corrà. Allora si riparte da Nardo. Arriva il lancio lungo per Casanova, anticipato da Massa. Poi si va ancora da Rold. Poi il numero 5 De Marco, ma controlla il pallone, combatte un po' col numero 9 Veneto e poi si riparte con Mognetti che però perde il pallone e si ritorna nella zona difensiva ligure. Un lancio lungo sembrava per De Marco, ma c'era anche Cappellari che però viene anticipato da Cherubin, quindi touche a favore dei liguri. Che viene servito Nervino, poi ancora va da Cappellari, poi gli viene rubato il pallone e l'arbitro fischia il fallo per i veneti che giocano il pallone veloce dietro da Panizzon. Avanza un po' e poi scarica verso il compagno, si arriva fino a Gianeselli che manda lungo dove c'è Casanova. Rossi anticipa e attenzione perché qui era scivolato fuori dal campo Giordumi, poteva farsi veramente male. Fortuna niente e quindi si continua. Vanno a prendere nel frattempo il pallone i ragazzi del Veneto, che sicuramente vorranno togliere il brutto pensiero del risultato di prima a mister Rossetto, regalandoci una vittoria. E attenzione, poi si continua con un po' di gioco aereo, poi arriva il possesso veneto con Fanocchi che però non riesce a controllare bene, pressato da due giocatori della Liguria, e regala il fallo laterale appunto proprio ai liguri. Quindi ancora Giordumi, arriva il colpo di Massa per servire prima a Nervino che però butta il pallone in fallo laterale dopo il tocco di Gianeselli. Quindi ancora Giordumi per De Marco, scusate. Bravo qui Massa a togliere il pallone recuperato da Fanocchi. Andiamo ancora un altro fallo laterale. Si parte da Nardo. Arriva Corrà, esce un po' dalla sua area, poi prova a servire Casanova, questa volta non arriva, recupera Giordumi, punto, però continua a pressare Casanova, mentre che la Liguria ritorna dal suo portiere. Allora, vediamo un po' di possesso di Massa che pensava ci fosse Giordumi nella fascia ma non c'era, e quindi fallo laterale battuto su Nardo che poi indietreggia e va da Olivier. Attenzione, un po' di scambi, recupera il pallone Nervino che però prova a servire De Marco, ma niente di cui preoccuparsi perché ci pensa Vanizzon. Bravo qui a servire il compagno senza farsi rubare il pallone. Ci pensa però Massa a recuperare questo pallone. Adesso Di Lucia.
Potrebbe servire Ghiordumi, poi supera il difensore. C'è Nervino davanti alla porta. Ancora Nervino, Nervino! Brava qui la difesa veneta a bloccare. Prima con un tocco sporca il pallone per Nervino e poi ci pensa Panizzon a togliere ogni pensiero al portiere veneto. Quindi sarà calcio d'angolo per la Liguria. Dopo la bella azione in attacco proprio dei ragazzi di Mister Rossi. Arriva il tocco corto, poi arriva il numero 3, prova a metterla in mezzo, appunto proprio Cappellari prova, ma prende la rimessa laterale che va a battere Ghiordumi. Batte corto su Massa, no scusate era Cannella, poi butta il pallone e quindi touche in favore della Veneto. Che batte su Nardo. Ancora il pallone lungo, ancora a cercare Casanova che prova a servire a Mognetti, non ci riesce, viene anticipato dalla difesa ligure. Parte da Di Lucia. Si ritorna indietro da Ottonello. Poi scambia un po' con De Marco e prova ad avanzare. No, che recupera il pallone il Veneto adesso. Si riparte, viene servito lungo Casanova. Poi Zampig che recupera il pallone fra i piedi e serve Rossi. Il lancio lungo per Ghiordumi che controlla il pallone, viene pressato da Geneselli e aiutato da Fanocchi, poi viene buttato giù, ma non c'è nulla se non la rimessa laterale per il Veneto. Allora, il lancio lungo a cercare Casanova, la tocca Di Lucia, poi ci pensa il capitano Temani. Attenzione perché qui Nardo sbaglia ma poi ci mette una pezza bloccando Ghiordumi e poi ci pensa Geneselli a buttare il pallone che però finisce fra i piedi di Lucia che si guadagna il fallo laterale. A battere ancora Ghiordumi. Ancora per Cannella che poi scarica su Massa, serve il compagno che si era allargato, poi Di Lucia prova il tiro, Nardo lo blocca e Panuzzi prova a togliere, prova a spazzare il pallone. Poi adesso possesso Veneto con Fanocchi che viene servito, poi perde il controllo e attenzione perché stava cadendo Ghiordumi, ancora Fanocchi contro il numero 7, poi butta il pallone fra le gambe di Darold per guadagnarsi il fallo laterale. Si riparte allora con Cannella, poi Ghiordumi, attenzione perché Mognetti ha recuperato il pallone, ha provato a spazzare invece Ottonello e poi la palla finisce dalle parti di Gianeselli. Allora, alcune indicazioni dei Mister. Attenzione, un po' di scambi. Poi ancora possesso Veneto, De Marco che continua a pressare. Poi si riparte da Nardo che serve Fanocchi che supera Ghiordumi e poi si prova a mettere in mezzo a 3, ma viene fermato, poi supera ancora Ghiordumi. Fanocchi avanza, prova a superare un'altra volta Ghiordumi, questa volta però il difensore ligure lo blocca
e riparte con Di Lucia per De Marco. Ancora De Marco che si accentra, prova a superare a Oliver, non ci riesce e quindi riparte con l'azione dal basso il Veneto. Poi riparte ancora un po' di possesso Veneto. Vediamo Oliver che prova a servire il numero 4, ovvero Cavalletto, che corre su tutta la fascia, poi la mette in mezzo dove c'è Casanova. Attenzione, Casanova aveva provato di spalle a tirare verso la porta, ma non ha preso lo specchio della porta. Bello comunque il gesto tecnico di Casanova. Quindi si riparte con la rimessa dal fondo, arrivando fino a Cannella. Poi ancora Rossi, si va da Di Lucia che fa una finta, poi continua a correre col pallone, prova a servire Nervino, anticipato dalla difesa veneta. Poi ancora Casanova, si combatte per il possesso del pallone, Casanova va a terra e si ferma il gioco. Fallo per i veneti, in mezzo si va a mettere pure Panizzon. Si avvicinano a battere ancora una volta sia Cherubini che Fanocchi, che prima con la sua punizione aveva impensierito un po' il numero 12 Ligure. Adesso vediamo se riuscirà a ripetersi, se non a migliorare la sua punizione e riuscire a segnare direttamente da lì. Siamo pronti. Batte corto Cherubin, forse un po' lungo per Fanocchi che aveva provato uno schema. Peccato perché era pronto per mettere in mezzo il pallone il numero 8 Veneto, ma si ripartirà con la rimessa dal fondo. E allora riparte con Ottonello, il solito Rossi, vede Ghiordumi salire, però serve Di Lucia che con un gesto acrobatico ha provato a servire il numero 7 Bianco, non riuscendo e concedendo il fallo laterale dove c'è Gianeselli. Si prepara, viene battuto, poi Panizzon serve Gianeselli che va dalle parti di Fanocchi, dove c'è anche Casanova che però perde il pallone toccato da Massa. Ancora Gianeselli a battere. E allora mancano gli ultimi 5 minuti più il recupero. Vediamo come se la giocheranno le due squadre. Vediamo Fanocchi che avanza, bloccato da Ghiordumi. Ancora Veneto. Mognetti prova adesso Olivia a recuperare il pallone, ci riesce da Rold che va a rifugiarsi da Corra, che serve di nuovo Mognetto, cerca Casanova, poi ci pensa Rossi a spazzare e mandare il pallone in fallo laterale dove c'è ancora una volta Gianeselli. Numero 9 cerca qualche compagno, si avvicina pure Mognetto, poi cerca di servire Casanova, il tunnel di Fanocchi che però non va a buon fine per servire il compagno, quindi va a recuperare il pallone Cavalletto che butta il pallone, concedendo solamente il fallo laterale agli avversari. Allora si ripartirà con Cappellari a battere la rimessa laterale. Viene servito Cannella, poi il lancio lungo a cercare De Marco, anticipato però da Panizzon che accompagna il pallone fino al bordo campo. Allora si riparte.
Corra forse vuole fare un lancio lungo, ha detto di avanzare i suoi compagni, quindi si presuppone che tenterà proprio questo e lo fa verso Gianeselli, poi Fanocchi che cerca Casanova. Giordumi recupera il pallone, poi di nuovo Fanocchi con un altro dribling, questa volta a Massa, scusate. Attenzione perché Fanocchi si continua a giocare, recupera Gianeselli, avanza Gianeselli, pressato dal capitano ligure e poi il Veneto guadagna il fallo laterale. Viene servito poi Cherubin che si fa strada in mezzo a due, poi viene bloccato dalla difesa ligure e Nervino controlla il pallone portandolo un po' a passeggio. Bravo qui Fanocchi a bloccare il lancio lungo dove De Marco era già pronto a partire. Allora si ripartirà con la rimessa ligure anticipata da Mognetti. Darold che prova a servire Casanova, poi ci pensa Cherubin, Mognetti prova ancora, non ci riesce. Buona qui la difesa e la chiusura ligure. Ancora Gianeselli a battere la rimessa, batte lungo verso Casanova, non riesce, è bloccato in mezzo a due. Si porta a spasso il pallone di Lucia, poi Giordumi lo prende, però se lo fa riconquistare e adesso Darold continua col possesso. Massa lo blocca, prova a lanciare, non riesce, allora ci pensa Cannella a mandare il pallone in rimessa laterale. Viene definito un minuto di recupero. Vediamo che De Marco recupera questo pallone, poi prova a liberarsi, prova a servire Nervino, ma lì c'è con lui anche Panizzon, poi si butta il pallone. Adesso sarà rimessa laterale, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro per la fine del primo tempo di questa partita. Adesso si va ancora il Veneto con Cavalletto che prova a servire Casanova, anticipato da Zampiga che mette tutto in sicurezza, forse si accascia aspettando il fischio dell'arbitro. Lancio lungo verso De Marco, poi Di Lucia che serve De Marco, ancora Di Lucia, gioco della Liguria, prova a superare Fanocchi, ci riesce il numero 8 ma poi viene bloccato da Rossi. Poi si continua col possesso Veneto, ha provato lo scambio Fanocchi con Mognetti, non ci riesce ed ecco che arriva il fischio che determina la fine di questo primo tempo del match fra Liguria e Veneto. Stiamo sul risultato di 1-0 qui allo stadio Russo di Via Grande e allora ecco che le squadre vanno a riposarsi e lo facciamo anche noi. Ci vediamo a tra poco, ciao!
Ed eccoci tornati qui allo Stadio Russo di Via Grande, siamo pronti per vivere le emozioni di questo secondo tempo del match fra Liguria e Veneto. Il risultato è in favore dei liguri che stanno 1-0 e stanno, diciamo, comandando questa gara in questo senso. Vediamo che arriva il primo possesso. Un lancio lungo, forse cercare Nervino che però non arriva. Cannella prende per De Marco. Poi ci pensa Olivier a recuperare il pallone e a girarlo per Gianeselli. Come dicevamo appunto l'1-0 segnato da De Marco ha messo di fatti la partita in salita per i ragazzi di Mister Rossetto. Quindi da vedere. Nel frattempo attenzione perché Di Lucia recupera il pallone. Pardon, non è Di Lucia, è Ottonello. Dopo che Casanova aveva preso il pallone e stava andando verso la porta avversaria. Adesso vediamo un po' di scambi di possesso fino ad arrivare a Cappellari. Poi ancora Cappellari, dopo aver scambiato con Cannella. Si va da Massa a Cannella. Poi si ritorna indietro dove c'è proprio Ottonello. Allora vediamo che riparte dal basso la Liguria, così il gioco finora della Liguria è partito tutto dal basso. Vediamo come Corrà ci mette la testa per salvare la porta. Adesso il lancio lungo per Casanova, attenzione, è tranquillo il numero 12 Zampiga, portiere ligure, ci va tranquillo sul pallone un po' lungo che era destinato al numero 3 Veneto, ovvero l'attaccante di punta Casanova. Adesso vediamo se riusciranno a pareggiare i conti i ragazzi che giocano con la maglietta rossa e che attaccano da sinistra verso destra. Appunto i liguri sono i ragazzi con la maglietta bianca che attaccano da destra verso sinistra. Ed arriva il tiro di Lucia che non va troppo fuori dalla porta di Corrà, il numero 1 Veneto. Vediamo che c'è un lancio lungo. Adesso il possesso lo tiene Cappellari e poi Rossi la rilancia dove c'è Nervino. Prova Di Lucia a recuperare il pallone ma arriva anche Geneselli. Poi Mognetto e infine il fallo laterale a favore proprio dei veneti. Adesso vediamo, c'è stato un cambio, infatti è uscito Cherubin ed è entrato il numero 13 Mustafa. Adesso vediamo con Panizzon che durante il primo tempo ha sostituito il capitano veneto, ovvero Bottaiotto, che è uscito per un piccolo infortunio. Vediamo che arriva a terra nel frattempo Fanocchi, ma continua a giocare. Poi arriva Massa a togliere il pallone e a concedere il fallo laterale. Nel frattempo vediamo i ragazzi che si riscaldano. Qui infatti nello stadio di Via Grande c'è un po' di freddo e i ragazzi devono fare i conti anche con il vento. Attenzione perché Darold controlla il pallone, poi ci pensa il numero 2 a spazzare e si ritorna indietro da Corra. De Marco che un po' pressa, lascia anche un po' di libertà al numero 1. Ci pensa a recuperare proprio Olivier. Adesso vediamo un po' di giro palla. Vediamo Nardo che serve Casanova col colpo di testa, ma Zampiga ci va tranquillo. Adesso vediamo che si riparte proprio con Rossi, il numero 17, che fa un lancio lungo verso il numero 6 di Lucia, anticipato da Nardo con l'aiuto di Geneselli. E si arriva fino a Corrà, pressato sia da Nervino che da De Marco. Attenzione perché ci pensa proprio Nardo a spazzare, a mandare verso Casanova che manda il numero 8 Fanocchi, scusate. E poi va verso Cavalletto che però tira
e manda il pallone fuori dal campo, quindi concedendo la rimessa dal fondo al numero 12 ligure. Allora si continua con lo scambio corto, arrivando fino a Di Lucia. Ancora un po' di possesso della Liguria, poi il lancio lungo a cercare il capitano Temani. Vediamo ancora un po' di scontri sul bordolinea. Ha provato poi il difensore veneto a buttare, a prendersi il fallo laterale, non ci riesce alla fine, però se dopo un po' di lotte se lo guadagna. Attenzione perché c'è un giocatore a terra. Vediamo che un giocatore della Liguria è scivolato, però per fortuna si è rialzato, quindi continua a giocare. Si tratta di Massa. La vediamo un'altra rimessa laterale. Vediamo che adesso si va da Oliver, pressato da Nervino che pressa tutti. Prima Panizzon e poi pure Corrà. Poi il lancio lungo. Attenzione perché Casanova è sul rimpallo di Cannella. Poi si arriva fino a Nardo che gira su Olivier a cercare ancora Casanova. Ancora Rossi ad anticipare. Un po' di contrasti. Adesso Casanova prende il pallone, va a terra e viene fischiato il fallo. Vediamo che il fallo sarà in favore dei veneti. E vicino al pallone si trova già posizionato Nardo, che ha preso la fascia da capitano datagli dal numero 2. Adesso vediamo il pallone in mezzo e per il numero 3 che ha provato a mettere il pallone nel centro dell'area, Casanova, dove c'era sia Fanocchi che Mognetti, ma non è riuscito, quindi fallo, quindi rimessa dal campo, da fondo campo. Nel frattempo c'è anche un cambio, infatti esce il numero 15 Veneto, ovvero Olivier, ed entra al suo posto Tessarial. Tessariolo, scusate. Sostituire il mediano veneto. Allora, ecco che riprende la partita, ripartendo da Ottonello. Si avanza ancora un po', poi si va da Massa che prova a servire De Marco, il pallone un po' lungo che finisce in possesso ai veneti, che ripartono da Panizzon. Ancora De Marco che pressa il portiere, attenzione! Era pericolosa questa scelta, bravo qui Corrà a buttare fuori il pallone. Poi arriva il tiro di Di Lucia che però manda dall'altra parte del campo il pallone, quindi ancora possesso veneto. Qui Fanocchi ha controllato, poi c'è il tocco di mano, quindi fallo per i liguri. Si aspettano alcune correzioni del direttore di gara. La barriera è posizionata, vengono richiamati alcuni giocatori da Corrà, poi fischia l'arbitro e va a mettere in mezzo De Marco col colpo di testa. Ci arriva il compagno di De Marco che poi Corrà prova, si trattava intanto di Massa che ha colpito con la testa, ma con tranquillità Corrà ha preso il pallone. Poi appunto ha provato un lancio lungo verso Casanova, ma Rossi c'era e quindi riparte Ottonello, il lancio lungo per
per il numero 3 Cappellari, appunto, ma c'è la rimessa laterale per i veneti. Alcuni richiami dell'arbitro verso i ragazzi che si stanno riscaldando. Pallone ancora dei veneti, dei liguri, scusatemi. No, giusto, dei veneti, che c'era andato un attimo Cannella a prendere il pallone, non si sa perché, forse per perdere tempo. Arriva il pallone alto per De Marco, che prova a controllare il pallone, ma qui Cavalletto ha recuperato. Ferma il gioco un attimo l'arbitro, concede il possesso alla squadra appunto ligure. Quindi si ripartirà dal fallo laterale battuto da Cappellari verso Ottonelli. Attenzione perché Rossi spazza il pallone mentre che c'era Casanova che stava pressando. Attenzione, viene Massa, va a pressare Fanocchi. Un po' di proteste in tribuna, poi viene servito di Lucia che però non arriva, anche bloccato da Nardo. Quindi Corrà prende in sicurezza il pallone tra le mani. Il lancio lungo di Corrà. Attenzione perché Casanova, attenzione, Casanova riesce a prendere il pallone e in area cade giù, ma continua, poi cade di nuovo, cade pure Fanocchi. Vediamo che però Ottonello butta il pallone in avanti, forse per liberarsi dalla paura di Lucia. Si organizza con Cappellari, poi recupera il Veneto il pallone. De Marco cade ancora a terra, Fanocchi prova un fallo, scusate, pardon, prova a fare un tunnel e poi appunto veniva chiamato il fallo qua in tribuna. Poi qui c'è un attimo un cambio. Viene dato un cartellino rosso addirittura. Nel frattempo c'è un cambio, ovvero esce il numero 3 Casanova ed entra il numero 20 Visentin. Si è capito bene a chi ha dato il cartellino rosso l'arbitro, però ha uscito il cartellino e ha segnato il nome di qualcuno. Ora da capire chi è. Nel frattempo c'è il possesso ligure. Continua con gli Ordumi. Viene un altro cambio, questa volta dalle parti dei liguri. Infatti vediamo che esce Massa ed entra invece al suo posto Zenati. Eccoci pronti allora, si batte Di Lucia in mezzo a due, riesce a spassare, prova a servire De Marco che controlla il pallone, continua, poi cade giù. Cade giù ma non c'è nulla secondo l'arbitro e quindi si continua a giocare con la rimessa laterale a favore dei liguri. Si continua. Vediamo che a battere va Ghiordumi. Prova a mettere verso Di Lucia, anticipato dall'appena entrato Zenati. Poi si continua a giocare. Il pallone di Lucia prende, pardon, non era Zenati ma era Visentin, l'appena entrato, che ha anticipato il pallone che era per Di Lucia. Allora, si continua col fallo laterale Veneto che arriva fino a Mustafa.
Ecco che si continua, nel frattempo c'è un po' di tifo per il Veneto. Adesso attenzione, prende il possesso di nuovo il Veneto con Darold. Continua, il pallone era per Fanocchi che però non arriva, anticipato da Ottonello. Nel frattempo Fanocchi si accascia a terra un attimo, ma il pallone finisce tra le mani di Zampica dopo un po' di lanci lunghi. Si vanno a controllare le condizioni proprio del numero 8 Veneto. Allora, vediamo che nel frattempo viene fatto uscire un attimo il numero 8 Veneto. Aspettiamo di saperne di più sulle sue condizioni. L'arbitro dà il via. Darold all'inizio stava andando verso il pallone, poi il compagno gli dice aspetta. Quindi bel gesto di fair play. Vediamo come, mentre che Zampica, il pallone fra le mani, va a pressare Visentin e poi viene servito Nervino. Ancora un po' di giro palla ligure, provano a servire, poi si arriva da Rossi che manda avanti dalle parti del numero 20 Zenati. Si continua ancora il possesso, adesso è del Veneto, arriva dal numero 13 Mustafa, poi serve Mognetti che però non riesce a calciare bene il pallone, quindi il possesso sarà Veneto. Infatti l'arbitro ha segnato una rimessa laterale a favore proprio dei ragazzi con la magliettina rossa. Adesso viene servito lontano Visentin. Attenzione perché Zenati è andato a prendere il pallone, riesce a controllarlo, poi prova a servire Nervino, ma recupera Visentin. Mognetti ancora lì davanti, stava andando Mustafa a calciare il pallone e provare a buttarlo in porta dopo il rimpallo di Mognetti. Lì bravo Zampica a recuperare il pallone prima del tocco del numero 13 Veneto. Allora Rossi che rimanda verso Zenati, un po' di giro palla, ancora Darold, pardon, non era Darold ma era Tessariol, e poi c'è il lancio di Cannella verso Nervino, però non arriva, anticipato dalla difesa ligure. E così si continua con Visentin che serve Fanocchi che è largo sulla fascia, in mezzo ci sono 3 difensori liguri che poi vengono raggiunti dagli altri compagni, e poi ci pensa il numero 3 Cappellari a togliere il pallone e a mandarlo in rimessa laterale. Vediamo come va Cavalletto a battere la rimessa laterale in mezzo dove c'è Visentin, però anticipato, attenzione perché Mognetti gli arriva il pallone fra i piedi, non riesce a calciare e poi ci pensa Rossi a togliere il pallone di lì. Si continua adesso col possesso del Veneto che però deve ripartire dalla sua area. Ancora Nardo che avanza un po', poi guarda i suoi compagni
c'è Hakim Mustafa lì in mezzo, pardon, c'è Mustafa, no Hakim, lì in mezzo che stava andando verso il pallone ma non ci è arrivato. Arriva Zampiga, il pallone lungo per Nervino, anticipato però da Nardo, dopo che appunto il numero 14 vede che il pallone era troppo lungo. C'è un attimo che si ferma l'arbitro, c'è un cambio infatti dalle zone del Veneto, viene fatto uscire Mognetti. Viene fatto uscire Mognetti e viene fatto entrare invece Drigo con la numero 7. Allora si continua, ancora possesso ligure con Zenati che tiene il pallone, poi c'è Ghiordumi che prova a recuperarlo, ma Nardo riesce a prenderlo prima di lui e la manda fuori. Preferisce concedere solo la rimessa laterale piuttosto che un gol o un calcio d'angolo. Mi scusi. Ancora rimessa laterale per i liguri, vicini alla bandierina. Vediamo come se la giocheranno. Ghiordumi prova ad andare, adesso Zenati non ci arriva, viene anticipato. Adesso il pallone arriva da Visentin, bloccato da Di Lucia e Rossi. Ancora Rossi che prova a spazzare, poi si prende il fallo laterale, però lascia battere proprio al numero 7 bianco. Si va dalle parti di Temani, poi un po' di giro palla, il pallone era destinato a Temani, non ci arriva, però viene recuperato dal Veneto che però con Fanocchi ha sbagliato. Brava qui la chiusura di Panizzon, evitando che Nervino arrivasse da solo davanti alla porta. Qui era pericoloso lasciarlo libero. Nel frattempo il pallone viene spazzato e va dalle parti appunto di Zampiga, che batte avanti verso Zenati, numero 20 ligure, che arretreggia. Attenzione perché Nervino cade, ma si continua a giocare, quindi possesso Veneto. Adesso sale un po' il numero 16, tocca De Marco, che poi però dopo il tocco anche di Cannella perdono il pallone, quindi si riparte ancora con Darold. Un po' di giro palla Darold, adesso Fanocchi, bella la chiusura di Cannella che riesce a negare l'azione del Veneto. Adesso si riparte con il fallo laterale battuto da Cavalletto. Adesso Fanocchi, poi un errore e quindi De Marco si prende il fallo laterale, che però andrà a battere il numero 3 Cappellari. Adesso vediamo un attimo, un po' di giro palla, cosa vorrà fare, un po' di movimento. Ancora Zenati per Cannella, poi il lancio lungo forse per De Marco, che però non era neanche partito, era vicino a loro. Adesso un altro cambio dalle zone del Ligure, esce con la numero 2 Cannella ed entra al suo posto il numero 18, ovvero Sangaré. Ricordiamo che stiamo sull'1-0 per i liguri, quindi il Veneto deve provare a ribaltare la situazione se vuole tornare a vincere oggi. Coderold che fa un pallone alto dove però Fanocchi non arriva. Quindi rimessa laterale per la Liguria, battuta da Cappellari,
Poi c'è un po' di scompiglio, attenzione, Nardo butta il pallone, poi lo butta pure Rossi, dall'altro lato un po' di scambi, attenzione, Sangaré cade a terra. Rimane anche un giocatore a terra della Liguria, si tratta di Rossi. Noi aspettiamo un attimo i controlli dell'arbitro. E si ricomincia a battere, sarà proprio Rossi per De Marco, anticipato dal numero 4 del Veneto. Quindi riparte così la Liguria dal basso con Zampiga, pardon. Poi Sangaré. Sangaré che rimane a terra, dolorante. Poi nel frattempo c'è il possesso del Veneto. Ancora Sangaré è rimasto a terra, quindi da controllare le sue condizioni fisiche. Controlliamo ancora un attimo, vediamo quali saranno le decisioni anche dell'arbitro, se vorrà far continuare il match a Sangaré o se per salvaguardarlo consiglierà al mister di cambiarlo. Fortuna Sangaré si alza, quindi si riprenderà. Mi ha fatto nel frattempo uscire un attimo per rendersi conto delle proprie prestazioni fisiche. Allora vediamo. Il pallone fra i piedi sarà fra i piedi del Veneto, appunto. Vediamo che arriva fino a cavalletto. Ancora il possesso, si va a cercare Darold che è in mezzo, prova a servire il compagno Visentin davanti a Mustafa. Ancora adesso ci prova il numero 7 a tirare, a provare a battere il portiere, ma Zampiga non si fa battere. Hanno provato sia Visentin che Drigo a tirare, non sono riusciti, chiusi dalla difesa e a volte anche dai propri compagni. Adesso sarà da controllare la situazione. Vediamo che c'è un po' di giro palla nella zona veneta. Vediamo che viene servito proprio Cavalletto lì in mezzo, che cerca Visentin, anticipato da Zampiga. Poi c'è ancora Fanocchi, ci pensa Ottonello a togliere il pallone dall'area ligure. Attenzione perché c'è Fanocchi che aveva recuperato il pallone, ma secondo l'arbitro non è valido. Adesso c'è appunto il fallo per fuorigioco di Fanocchi. Adesso vediamo. Ancora Rossi che va verso De Marco. Prova De Marco a toglierlo, a prendere il pallone. Colpisce poi col suo tocco il mister avversario. Allora c'è un cambio nel frattempo sia da una parte che dall'altra. Infatti per la Liguria esce Fanocchi con la numero 8 ed entra con la numero 17 Romania, mentre per questo per il Veneto, pardon, appunto per il Veneto esce Fanocchi e rientra ed entra Romanin, mentre per la Liguria si sta aspettando Nervino farlo uscire e sostituirlo con il numero 4 Celella. Allora, si ricomincia con il fallo laterale battuto proprio dall'appena entrato Romanin.
Poi ancora un altro, ancora il numero 17 a battere. Allunga per Visentin che non riesce a trovare il pallone. Continua però Romanin. Adesso sarà fallo laterale per i liguri. A battere c'è proprio Cappellari. Adesso vediamo il lancio lungo a cercare il numero 4. Poi Sangaré prova a mettere il pallone per Di Lucia dove non ci arriva. Al suo posto invece ci arriva Gianeselli. Ecco che si continua. Poi un pallone lungo della Liguria che però non arriva De Marco a prendere. Poi ci pensa Sangaré che tiene il pallone. Continua, poi passa a Ottonello. Il passaggio sbagliato, attenzione perché in mezzo c'è Mustafa. Ci va Mustafa contro Zampiga. Il portiere riesce a far perdere tempo all'attaccante veneto e si guadagna la rimessa dal fondo. Bello qui anche il pallone del numero 19 del Veneto, appunto, che ha messo il pallone in mezzo per Mustafa che si era riuscito a liberare, forse lasciato un po' solo anche da Rossi. Adesso vediamo che c'è un po' di gioco aereo, la Liguria non riesce a controllare, ma infatti viene assegnato il fallo laterale per la Liguria. Ancora Romanin a battere. La maggior parte dei giocatori della Liguria sono in mezzo, con loro anche i giocatori Visentini, il colpo di testa, ma continua Zampiga a bloccare questi palloni. Un muro oggi, il numero 12 Ligure. Quindi si continua ancora a giocare sul risultato di 1-0. Adesso il pallone lungo a cercare Zenati, che però viene bloccato proprio da Romanin. Adesso vediamo il tiro di De Marco, la parata di Corrà che nega il raddoppio e la doppietta personale di De Marco, che all'inizio del match aveva segnato. Ma attenzione, adesso Mustafa prova a contendere il pallone, arriva il pallone fino a Cavalletto che riesce a controllarlo, poi Sangaré prova a buttarlo e viene assegnato la rimessa laterale per la Liguria. Quindi si ripartirà proprio da qui, proprio da Cappellari. Uno scontro aereo, ancora un po' di scontri fra Zenati e Cavalletto. Poi si fa un po' di ordine, attenzione, Di Lucia butta il pallone dove arriva a Nardo, pressato da Celella. Si continua poi col possesso veneto. C'è Romanin che controlla il pallone. Bravo qui Cappellari a buttare fuori il pallone, a concedere solo la rimessa laterale. Arriva il pallone in mezzo, attenzione, arriva il tiro di Darold. Poi si continua a giocare, viene fischiato un fallo causato da Drigo per aver colpito, sicuramente puntava al pallone. Quando siamo al 74esimo. Comunque viene fatto anche un cambio. Esce il marcatore di questa partita, finora l'unico vero Jacopo De Marco, ed entra al suo posto il numero 11 Nardini Romeo. Vediamo se riuscirà lui a mettere la palla in porta. Adesso vediamo Rossi che rimanda
dalle parti di Celella, ma con lui c'è anche Gianeselli, quindi può stare tranquilla la difesa veneta. Attenzione perché adesso c'è Di Lucia che si mette in mezzo, prova il tiro bloccato da Tessariol, scusate. Poi viene messa in mezzo la palla! Il raddoppio della Liguria, 2-0. Una combo perfetta con la rete di Cappellari che sigla il 2-0 totale quando manca veramente poco alla fine della partita. Qui festeggiano i giocatori, addirittura pure il mister si mette in mezzo al campo a festeggiare. Era da un po' che entrambe le squadre arrivavano vicino alla porta, segnavano, tiravano, provavano a puntare la porta e finalmente una combo micidiale con la marcatura di Tommaso Cappellari sigla il 2-0 per i liguri. E adesso sarà ancora più difficile per i veneti di mister Rossetto, che dovranno rimontare questa partita anche se manca veramente poco. Ancora Di Lucia butta fuori il pallone, poi il pallone va verso Romanin, ma Cappellari proprio butta il pallone in fallo laterale. Poi c'è il pallone in mezzo dove c'è Visentino, attenzione a Mustafa che era riuscito a colpire il pallone, che però non è andato verso lo specchio della porta, bensì poco fuori, quindi si rimane ancora sul 2-0 per i liguri. Adesso a battere andrà Rossi al posto di Zampiga. Eccolo, si prepara, probabilmente farà un lancio lungo dalle parti di Zenati, che poi lottano un po' i giocatori di entrambe le squadre. Un gioco aereo che ancora non si conclude. Adesso arriva la conclusione firmata a Tessariol. Adesso è Romanin che va verso Visentin ma non ci riesce. Quindi ancora un fallo laterale, nome Veneto. Attenzione perché c'è l'azione in attacco della Liguria. Nel frattempo c'è un po' di discrezia nella panchina ligure. Vediamo come arriva Di Lucia fino al fondo del campo e si guadagna il calcio d'angolo. Allora andrà a battere Cappellari. Nel frattempo c'è un fischio dell'arbitro, infatti c'è un cambio. Esce il numero 6, ovvero Di Lucia Emanuele, che oggi ha fatto una grande gara, stando sempre in avanti la sua squadra. Entra al suo posto il numero 13, Di Aie. E allora a battere c'è proprio Cappellari, che nel frattempo parla con Zenati. Centro non c'è nessuno, batte corto. Zenati ora tiene il possesso del pallone. Poi sarà rimessa laterale. Vediamo cosa deciderà di fare Cappellari. La manda lunga. Dalle sue parti c'è Celella, ma viene anticipato da Romanin. Poi ancora un'altra rimessa laterale. Doveva battere questa volta. Va a battere Romanin. Va lungo. C'è l'ultimo minuto nel frattempo. Vediamo l'ultimo minuto di gioco, oltre il recupero che dovrà stabilire l'arbitro, mentre che c'è un po' di combattimento aereo. Attenzione perché poi c'è Celella
che combatte con Nardo che cade più di una volta e quindi viene fischiata la punizione a favore della Liguria. Ed ecco, quindi vengono sanciti 4 minuti di recupero prima della fine di questa partita. Adesso vediamo. A battere va proprio Celella, che si è procurato questa punizione. Andrà col mancino. Si avvicina pure Cappellari. Arriva il tiro di Celella, che forse è un po' troppo debole per insospettire Corrà. E quindi viene fatto un lancio lungo a cercare Visentin, che però non arriva, e non arriva neanche il numero 15 Ottonello, ma arriva il pallone Zenati, che però è in fuorigioco, quindi toccherà battere al Veneto. Corrà si prende la responsabilità di battere la punizione. La manda lunga, viene anticipato dal capitano della Liguria, che ha provato a mandare il compagno con lo numero 4, che però non è riuscito. Anticipato e anche disturbato da Nardo. Poi Corrà prende ancora il pallone, lo rimanda ancora una volta lunga dalle parti di Visentin. Poi ancora gioco aereo. Attenzione, c'è uno scontro. Infatti Nardini ha colpito a Visentin. Secondo l'arbitro c'è un fallo. Ora vedremo se riusciranno a sfruttare questa occasione i ragazzi di Mister Rossetto. Mancano 2 minuti alla fine pure del tempo di recupero. Quindi è veramente poco tempo rimasto da giocare. A battere vicino al pallone sono 4. Vediamo che ora si allontana un paio. Rimangono sia Mustafa che Tesca. Arriva il tiro vicino a Mustafa, c'era Tessariol, lui ha preferito di tirare invece. Adesso il numero 16 a controllare il pallone, metterla in mezzo. Stava impensierendo un po' il portiere ligure. Attenzione, c'è un po' di casino. Infatti il numero 12 ligure stava tenendo il pallone quando l'arbitro aveva dato il calcio d'angolo. Quindi il giocatore ligure si è andato a prendere il pallone. Adesso vediamo il fischio dell'arbitro, la mette in mezzo. Arriva il colpo di testa di Nardini. Poi ancora in mezzo Nardini, ancora di testa. E qui ancora un calcio d'angolo a battere ancora Drigo. Ancora Drigo a battere il calcio d'angolo, forse è l'ultima azione per il Veneto. La mette in mezzo, sul secondo palo c'era il numero 16, c'era arrivato Panizzon, ma bravo qui Zampiga a bloccare il pallone del difensore veneto. Adesso si tiene un po' il pallone tra le sue mani e poi l'arbitro fischia la fine della partita. Finisce così 2-0. I gol siglati Cappellari e De Marco segnano la sconfitta del Veneto, la seconda in questa giornata. Infatti neanche in Under 15 il Veneto ha perso contro l'Emilia Romagna. Adesso rimane l'ultima partita qui allo stadio Russo di Via Grande
e sarà alle 2:30. Si tratta di Emilia Romagna Sicilia del torneo delle regioni femminile. Vedremo come andrà a finire. Qui a parlarvi è Riccardo Seli, che ha assistito